Il linguaggio non verbale, gesto, movimento, postura, mimica, regola il linguaggio verbale, chiarisce e completa taluni significati che le sole parole a volte non esprimono. Gli inglesi sembrano quelli meno predisposti al linguaggio non verbale, al contrario degli italiani che ne fanno invece pane quotidiano. È un fatto ormai riconosciuto che i siciliani sul tema della gestualità sono da Guinness dei primati. Il siciliano infatti preferisce il gesto alla parola o in alternativa l'utilizzo simultaneo di entrambi i codici di comunicazione. Teatralità e riservatezza al contempo, parole, gesti, suoni e movimenti diventano una vera e propria recita a cielo aperto, soprattutto in ambienti dialettofoni, un vero e proprio teatrino di strada. Non è raro sentire espressioni come «non fare teatro», «non facite teatro», ossia «non fate baccano». Si dice che questa gestualità affonderebbe le radici nella dominazione greca. Visto che il tiranno greco era sempre alla ricerca di complottisti, il siciliano, per evitare condanne severe, non fece più uso della parola, ma del gesto. Così facendo non dava al dominatore alcun valido motivo di essere perseguitato. Insomma, i greci sono stati certamente determinanti, ma la gestualità si è mantenuta intatta nei secoli attraversando varie dominazioni. Anzi, a causa di esse si è anche consolidata. Il secolo, infatti, tramite il linguaggio non verbale, cercò di farsi comprendere e di comprendere le lingue dei dominatori, soprattutto nelle fasi iniziali. Poi imparò, o fu costretto a imparare, la lingua dominante. Il linguaggio non verbale, come tutte le lingue, varia da paese a paese e alcuni gesti comuni assumono significati diversi. Stare con le mani in tasca in Cina è un atteggiamento disdicevole e in Turchia può essere addirittura causa di licenziamento. Dall'altro versante, il siciliano gode con le mani in tasca, in atteggiamento sbarazzino, sicuro, spavaldo e in certi casi, diciamolo pure, mafioso. Ma il fenomeno va collocato in una dimensione del tutto naturale, come qualcosa che nasce con l'individuo siculo, che balla addirittura con le mani in tasca e preferisce circumnavigare la vita della compagna con un solo braccio. Attende e passeggia con le mani in tasca. Un siciliano in Turchia avrebbe certamente una vita d'inferno e questo magari è uno dei motivi che ha scatenato negli anni una sorta di astio nei confronti dei turchi, da vederli dappertutto e in ogni individuo che abbia la pelle appena più scura della sua. Nello Sri Lanka scuotere il capo dall'alto verso il basso non vuol dire consenso, ma significa no. Immaginate solo per un attimo un siciliano recarsi nello stato insulare a sud del continente indiano e conversare con individui del luogo. Sarebbe come rivivere scene da Johnny Stecchino. In Brasile il pugno chiuso con il pollice all'insù vuol dire grazie e in Indonesia addirittura dopo di te. Vi lascio solo immaginare la confusione che avrebbe un siculo in Indonesia.